abbiamo parlato di principi, però non abbiamo esplicitati ancora, quindi penso che sia giunto il momento di andare più nel dettaglio. Abbiamo detto quindi che c'è una base fondamentale di società e famiglia, e i tre fondamentali, i tre principi, i tre cardini del nostro partito sono la famiglia, la solidarietà e la sussidiarietà. Quando i fondatori si sono riuniti, io sono nel consiglio direttivo ma non sono fondatrice, quando sono cofondatrice, sono una dei primi iscritti, infatti, però sicuramente sono una delle prime iscritti. Quando si sono riuniti sicuramente avevano chiaro che non bisognava fare un movimento, ma bisognava appunto fare un partito, e quindi era giunto il momento di cercare i pilastri su cui costruire questo pensiero politico, sicuramente tutti, guardando la propria esperienza e i propri anche valori, hanno condiviso come nodo centrale quello della famiglia, però è stato anche abbastanza complicato chiarirlo, nel senso che c'era qualche perplessità. La famiglia al momento è in crisi, esistono diversi tipi di famiglia, quindi c'era il rischio che questo partito diventasse un partito di nicchia, mentre invece l'obiettivo era operare a 360 gradi, l'obiettivo era trovare quella chiave di lettura, quella modalità, quella struttura che ci consentiva, ci consentirà, mai ci avrebbe consentito comunque di organizzare un pensiero politico che fosse adatto a qualsiasi ambito, non soltanto quello della famiglia. La risposta a questa perplessità si trova nel libro. A pagina 20, infatti, leggiamo che guardiamo la realtà. Per quanto alcuni si affannino a dire che la famiglia naturale non esiste, la realtà ci dice che questa affermazione è falsa. Non solo in Italia, ma in Europa e nell'area occidentale, in Africa ed in Asia, tra i cristiani, i maomettani, i buddisti, gli shintoisti, non è immenso il numero delle famiglie che ne rispettano l'idea madre? Come si suol dire, non fanno rumore. Viene in mente la famosa affermazione che fa più rumore un albero tagliato che cade, piuttosto che tutta la foresta che cresce. Loro, le famiglie, lavorano, costruiscono e ricostruiscono la società, tra mille impedimenti, difficoltà ed errori, ma queste famiglie sono i pilastri della terra e del cielo. Quindi l'idea di famiglia è radicata nei geni e nel DNA di ognuno di noi, e quindi praticamente non è vero che fare un partito che abbia come nodo centrale la famiglia rischi di far sì che questo partito sia un partito solo di nicchia, anche perché il salto fondamentale, diciamo l'elemento rivoluzionario è che la famiglia non è per noi soltanto l'istituzione fondamentale della società che deve essere difesa. La famiglia per noi è il modello che deve deve permettere al governante di governare, cioè come affronterebbe un qualsiasi problema una famiglia consapevole, una famiglia sana. E quindi a questa domanda, questo punto di vista, questo punto di partenza, questo modello può rispondere, diciamo, può essere una strategia di risposta a qualsiasi problema. E questo secondo me appunto è il punto di forza, è il punto vincente di Società e Famiglia, è quello che più di tutti mi ha coinvolto e che mi ha attirato verso questo partito. Quindi penso che è giusto. Un commento brevissimo. Infatti spesso diciamo che non è che il governo, lo Stato deve difendere la famiglia. Noi rovesciamo completamente la posizione. È che la famiglia deve difendere lo Stato, il governo e così via, perché si risani questo tessuto sbreccato della società attuale. E perché? Perché nella famiglia, non so se
poi sarà accennato, si vivono concretamente quegli aspetti che devono essere tipici di chi governa una società, un popolo. È chiaro che se noi pensiamo a un dittatore, tutto questo non funziona, no? Il dittatore o il vecchio imperatore capace di decidere qualunque cosa di qualunque suddito, siamo fuori dai termini, no? Però 2000 anni di cristianesimo, per fortuna, ci hanno portato a una elaborazione mentale ben diversa. In fondo, io non credo di esagerare nel dire che la democrazia è il risultato di 2000 anni di cristianesimo, anche passando attraverso varie fasi in cui questo non era evidente, ma è la consapevolezza della dignità di ciascuna persona che ci ha portato alla democrazia. Allora non è in questione il dittatore, è in questione il bene del popolo, è in questione il governo del popolo, e chi più della famiglia vuole il bene dei suoi componenti. Allora acquistano valore e senso anche i termini progettualità, sussidiarietà, solidarietà.